Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Siamo sul biathlon, ma non solo le Olimpiadi Comendiane, ma ragazzi, volevo portare un pre, una pre-serie, perché voglio portare assolutamente questa carriera e voglio un altro titolo nella carriera comendiana nel carniere privato del Cuba, di questo canale, dove abbiamo vinto tutto praticamente. Allora, Fiori, stagione numero 1. Siamo nella Europe Cup, non la Junior, ma la Europe. Quindi sono partito dalla Europe per non partire proprio da in fondo. E adesso siamo 18esimi. Abbiamo fatto una grande rimonta nelle ultime 3-4 gare. Infatti, avevo vinto un oro e un argento che non vale per i record, perché comunque sono ancora categorie basse. Però intanto mi sto avvicinando. Allora, raga, è stata durissima fino a vediamo se possiamo dei risultati. Eccoli qua. Siamo partiti 31esimi, 36esimi, poi nulla, noni, 32, 28, niente, niente, 18 decimi, quarti, 13, 7, 16 quarti, 12 quarti, noni. Grandissimi in Norvegia, dominio proprio nella casetta dei grandi atleti, perché loro hanno inventato il biathlon. Settimi e noni in questa Euro Cup. Appunto abbiamo un oro e un argento. Siamo partiti con overall di 74, se non erro. Siamo già a 78 perché mi sono allenato, diciamo. So qua un po' di soldi, ma me li voglio tenere per la prossima stagione ormai, perché voglio capire, perché qua c'è anche lo shop che è importante per migliorare, vedi, per esempio, sci per il sole, per la neve, vedi qua per esempio teoricamente adesso boost, questo teoricamente performa a temperature molto fredde, per esempio. Questo invece va bene per temperature medie, cioè bisogna comprare, bisogna comprare, raga, bisogna comprare. Ecco, per esempio questo performa alle temperature calde, cioè serve un po' di tutto. Ecco, quindi partiamo da quelli scandalosi a quelli bighi, devo puntare ai bighi, insomma, stessa cosa per gli stivali, ma qua penso sia solo una cosa estetica, però credo di sì. Qua abbiamo lo stesso estetica. Questo è bellissimo, me lo compro sicuro. Ora ci sono, guarda quante robe, cioè, raga, spettacolo. E poi qua anche le cose. Questo arancione sicuramente me lo piglio al 100%. E qua abbiamo insomma la parte allenamento barra shop. E adesso ci manca l'ultimo due gare che voglio fare per chiudere la prima stagione a 18 anni e poi cominciamo insieme. E appunto, Tata Score siamo 18esimi su 42. Non so se qua non è una cagata. I primi 6 vanno in Ibo Cup e retrocedono questi, tipo, non so. Teniamoci a mente Flavio Gai. E questo non è Poleman Gai, però, attenzione. C'è già un Poleman Gai. E ultimo, voglio capire se retrocede in Europe Cup. Non lo so, non voglio sparare cagate, non conosco. Nella categoria sprint siamo quinti, comunque quindi alla grande. Se dovrebbe essere inseguimento siamo noni. Qua a Mastart siamo, no, neanche 0 punti, proprio individuale. Siamo 26esimi, rally, lasciamo la scelta, Ugaz. Medal score, l'Italia comunque nella Europe siamo terzi nel medagliere, però quello che conta è questo, noi qua dobbiamo arrivare, c'è poco da fare. Siamo anche noi undicesimi con un oro, un argento. Guarda che roba, c'è una roba. Ci sono anche le Olimpiadi teoricamente. Siamo i migliori della Europe Cup, però non siamo neanche tra i primi sei. Quindi io spero di fare un'altra stagione insieme a voi nella Europe Cup per magari stravincere e poi arrivare alla Ibu Cup già belli cazzuti per poi tentare il miracolo e di andare qua. Che guardate, i mostri che ci sono qua, ragazzi, fanno paura. Bene. Addirittura c'è l'Hall of Fame con penso che sia la Coppa del Campione del Mondo, queste Olympic Gold, perché ci sono anche le Olimpiadi, qua ci sono i campionati del mondo, credo. Vedi, perfetto. Noi pensiamo qua la Small Crystal Globe, non lo so. Le vittorie, ma qua contano solo quelle ovviamente della World Cup e i podi contano solo quelli della World Cup, giustamente. Ok, siamo qua, raga. I parametri ci sono, però è difficilissimo, ragazzi. Siamo in race, andiamo. Il problema insieme adesso, ragazzi, non posso parlare tanto mentre sparo perché è da panico, però il gioco lo consiglio. Partiamo un po' come prima, ok, vabbè. Questa è la sprint, nella sprint siamo forti. Vai, questa è tutta un'altra cosa, ragazzi, da Torino, Winter Game e così via. Dai, fioi. Sta nevicando qui in Francia per le ultime due gare della Europe Cup. Anzi, non so. Non conosco le pronunce, non me ne fotte.
E vediamo cosa combiniamo. Siamo in prima partita, quindi non avremo molti riferimenti, un po' dura. Però il gioco è veramente sublime. Io me l'ha consigliato un iscritto, me lo conoscevo già, ma non pensavo a una roba del genere. Dopo ti viene voglia, cioè, lo sto bruciando. Ho già fatto 10 ore di gioco in 10 minuti. Non so come. Oh, ecco. Danuser. Ah, sono i nomi ufficiali, ovviamente. Già messa la mod. Siamo secondi. Dopo lo split di 0,8. Poi conto tutto siamo 5 gradi. E cioè, come si dice, senza lo sci perfetto, non ho chiaramente una velocità perfetta. È tutto così, raga. È tutto così. Siamo qui in Francia, comunque dal prossimo Olimpiadi invernale ovviamente, da Lillehammer che è 94. Usiamo assolutamente questo. Questa è una bella salita impegnativa, però la parte fondamentale è poi la parte spari. Se spariamo male è finita. Dai raga, dai raga, dai raga. Discesona, proviamoci. Sono 3 gradi. Non devo arrivare stanco, non devo arrivare stanco. C'è tensione, Beppe, c'è tensione. Cerchiamo di finire bene la sprint. Questi sono i battiti, devo avere tra i 162 ai 182. E iniziamo da sdraiati. Grandi. E qua devo anche ricaricare, mamma mia. Ok, bene. Dopo il primo tiro. 0 errori. Danuser, vediamo Danuser. Lento Danuser, lento. Ma sbagliato due, due colpi Danuser godo. Ne erano ancora i parziali. No, sarebbe bello vincere insieme a voi, cavolo. La seconda gara in carriera. La prima l'ho vinta poche gare fa, Sembra facile, ragazzi, poi soprattutto quando c'è i 5 giri per i 4 spari da fare. Per il momento siamo primi, ragazzi, ma non ho riferimenti. Sono stato il primo a partire. Due errori per Danuser, due errori per Danuser. Non so le pronunce, ragazzi, non li conosco ovviamente. Quanto godo. Però stiamo calmi, non devo sbagliare nulla neanche in piedi. Siamo alla Europe Cup, ragazzi, siamo ancora bambini, 18 anni. Ho visto... Siamo a difficoltà media, comunque sono 4 difficoltà, ho messo l'intermedia intanto. Sto cominciando a fare bei risultati adesso, ma c'ho anche parametri molto alti rispetto agli altri. Se non sbaglio nessun colpo è vittoria, Secondo me. Sto sciando bene. Nelle salite sto sprintando bene per il momento. E adesso però so cazzo. Grandissimo, non sono stanco, per quello sono riuscito a fare tutto bene. Raga, la vittoria è possibile. Molto possibile. Dai
ragazzi, dai. Adesso devo sbagliare qua le sprintate in salita. Perché basta un'inezia, raga. Qua per esempio, leggero errore. Però nella sprint sono forte, perché ho solo 2 colpi. Cioè, ho solo due sessioni da tiro e quindi sono più tranquillo. Con 1 o 4 so cazzi, poi sono più stanco oltretutto. È chiaro che ho dei parametri migliori per la Europe Cup, quindi sono messo male in realtà in classifica, perché all'inizio è veramente un disastro. Se voglio godermi, voglio adesso l'allenamento la Europe Cup del prossimo anno, perché teoricamente non so se i primi 6 vanno su e vanno giù gli altri. Sono curioso di capire con Guy, perché abbiamo già un Guy, ragazzi, c'è già un problema in Guy. Adesso facciamo lo sprint, quello più importante. Bravo Kume, bravo, mi stai piacendo tanto Kume. Stiamo dimostrando di essere forti. Ma tanto tempo. Siamo svegliati un po' tardi ovviamente per la classifica generale. Basta, mi stavo sbagliando qua. Vai. Grandissima prestazione, podio sicuro, bisogna capire la medaglia. Vediamo. Ovviamente rimaniamo primi, vediamo in alto a sinistra. Non ci credo, ecco, questo. Ho fatto errori, ho fatto cazzate, non mi sembra. 3 secondi vince Pavel Magazev. Ecco, la difficoltà di questo gioco. Pur non sbagliando niente. Incredibile. Magazev è forte anche, Ho fatto diversi duelli con Magazev. Soldini ne abbiamo, andiamo a vedere. Allora, ci manca ovviamente l'ultima. Total score, siamo 16esimi, stiamo salendo ancora Magazev, cioè terzo nella generale. O Thierry Langer, però ragazzi, para Langer, Danusel, Magazev, Romain, Vasil. E si gode, e si gode. E voglio capire, mi sta già simpatico Flavio Gai, ragazzi. Amo Flavio Gai, ufficiale. Vabbè, probabilmente non li voglio usare il prossimo anno, voglio partire a bomba il prossimo anno. Race. Chiudiamo. Con i 5 giri. Da panico. Start race. Skip waiting. E andiamo per l'Eternity. Gloria meno 8. Qui in Francia si chiudono. Si chiude la Coppa del Mondo generale. Vai raga, qua veramente possiamo dimostrare tante cose. Voglio chiudere bene. Mivicate importanti in Francia. Gara impeccabile, eppure non vinco. E ho i parametri migliori, e di parecchio anche comunque rispetto al 73 contro 78. C'è il panico. Devo prendere le linee perfette. Anche quanto stai a uovo può contare, anche quei 2 secondi in più o in meno contano, raga. Siamo di gran lunga i più forti, gara impeccabile, nessun errore al tiro, eppure secondi a 3 secondi. Cioè, ecco. Quindi se sbaglio un colpo, saluti. Sta andando molto bene, bello in forma il Kuma. Dopo 15 ore di gioco ci sta anche.
L'importante è far bene le prime 2 sessioni, anche per il morale. È lunga la gara. Ok. Siamo messi benissimo all'intertempo. È chiaro che bisogna fare tutto giusto adesso. Forse un pelino lento, ma tutti giusti. Dai, dai, dai. Nessun giro supplementare, perfetto. Siamo ancora primi. Elia Zeni secondo, Elia Zeni secondo, il buon Elia. Dai, vecchio mio, dai. Non sprechiamo troppo, però devo... In salita non posso fare 3 secondi, guadagno su Elia Zeni. Primi secondi gli italiani. Non è più secondo Zeni, errori di Zeni probabilmente. Noi guadagniamo ancora, che ben. Crollo di Zeni. No, secondo Zeni. Adesso è tornato secondo, ok. Cerchiamo anche di capire le regole, perché non so, sto verde, sto rosso, c'è veramente la retrocessione. Mamma mia, quanti errori al tiro, quanti errori al poligono, ragazzi. Abbiamo un vantaggio incredibile, non ho mai fatto così bene finora, stiamo calmi. Mamma mia, sto sparando alla grande, dai. Abbiamo ancora 2 però. Pircer in testa, Pircer in testa. Non siamo noi al comando, siamo noi al comando. Pircer un errore anche. Che gioco, Phil, che gioco. C'è un'adrenalina quando di sparare, basta un millimetro e ciao. Perché possiamo chiudere alla grande, ma non possiamo fallire nessun colpo. Solo un colpo forse abbiamo. Però dobbiamo sparare anche veloci, perché non conta solo la precisione, ma se che è veloce non possiamo metterci 20 secondi al poligono. 9 e 6 però, mamma mia. Sono tenuto l'ultimo di gare per fare, insomma, delle belle prestazioni, però è chiaro che siamo, ripeto, alla penultima delle categorie, la Junior Cup, cioè la Europe Cup, scusate. E ho dei parametri fortissimi perché mi sono allenato bene, sono partito già da 74, comunque volevo partire insomma non proprio bassissimo, ma non siamo neanche nella top 6 della classifica generale. E adesso comincia a essere dura perché siamo stanchi. Un vantaggio bestiale, possiamo anche prenderci una pausa in più. Grandi.
Comunque ragazzi, addirittura c'è la nebbia, sparare con la nebbia è impossibile, non si vede niente. Fenomenali. Comunque il mio obiettivo è vincere la Coppa del Mondo generale a difficile. A hard è impossibile, ve lo dico già, forse solo proprio su tutto a cannoni, quindi sci perfetti, 90 e più di overall e tutto, però vincere la Coppa del Mondo a difficile, non a medio. Tanto siamo a medio per prendere bene confidenza. Però vediamo perché per vincere è difficile, vorrei che deve essere proprio un fenomeno, perché se già con 5 o 6 punti di vantaggio sugli avversari non vinco sicuro, vedi gara precedente, ti fa capire che è tosta tosta. Però oggi sto dominando, eh. Prima volta, proprio l'ultima gara, incredibile, anche una beffa. Stai a cominciare prima il recupero, no? Come posso vincere anche con un errore? Posso permettermi un errore forse al poligono. 2 no. Anche Ranta però 0. Il finlandese Ranta 21 secondi, ma anche lui 0 errori. Quindi un errore posso fare se lui non sbaglia nulla. Una discesona. Dai che prossimo anno, se siamo ancora in Europe, ci possiamo divertire tanto e portare a casa risultati mostruosi per poi arrivare alla grande, alla Ibu, che era penultima prima della classe de regina, diciamo. Ragazzi, un errore lo posso fare, 2 no. Secondo me. Chiaramente Ranta deve fare tutto giusto, il buon Ranta. Bell'uomo Ranta comunque. Ranta tutto giusto, quindi da un 0 errori per Ranta. Un errore. Dio. Un errore. Un errore. Però per non devo fare il giro. Sono a 6 secondi, incredibile, ho perso 20 secondi quasi, incredibile per un errore. Ecco. Questo è il biathlon, ragazzi. Livello medio, 5 punti in più su tutti. Di skill. No, è mostruoso. Possibile, cioè veramente. Però come avevo detto, quindi lo sto capendo bene. Un errore con 2, no. Che errore stupido che ho fatto, però non ero neanche stanco, onestamente. Sprintiamo un po' di più. 9-7, però in pista siamo fenomenali oggi, eh. In pista siamo proprio forti. Sprintiamo un po'. Il vantaggio considerevole, 13 siamo passati. Salvo cataclismi, è oro. It's a gold medal. Sprintiamo. Buono. Andiamo alla grande. Chiudiamo alla grandissima, vediamo, credo. 16 secondi a Renta, un errore. Figlia vittoria. Di 15-8 vinciamo su Tares Lesiuk. Anche lui un errore. Godo. Buono, la stagione è finita, vediamo. Adesso cerchiamo di capire tutti insieme. Norris. Mi fai vedere però. Ok, la chiudiamo al 14° posto. Langer, Danuser, Magaz, Romain, Vasil, Brunner, primi 6. È da capire adesso. Poi in giugno non vi dice, beh, sono queste cose. Nella sprint finiamo terzi, godo. In inseguimento nonni. Ma start
non sono mai neanche una gara, secondo me, individuali. No? Really? Cazzo. Bene, chiudiamo 14° posto, 2 vittorie. Racing Yellow no, in Red no, in Blue no. Precisione 89%, trofei 0 su 10, perfetto. Danno un po' di soldini, 2 ori, 2 argenti. Next. No, ritiro continuo. Non posso salire in nulla, purtroppo. Ok, siamo a 528, ora vediamo. Allora, qua finisce la season. Total score. Quindi vediamo se l'Angel e Danoser vanno in Ubu e se il piccolo Guy retrocede. Così cerchiamo di capire anche il tutto. Qua è un 78, cioè sbagliare che roba. Abbiamo un Massacrai. E siamo forti anche nella Ibu, eh. Qua facciamo cagare, vabbè, però abbiamo tempo. My Trophy. Ah, guarda che bello, così c'ho tutte le statistiche. Guarda, vasto che sboccio me. Justin Murdoch, qua lo svedese, 14 vittorie. Giacomelli il migliore dei nostri. Ok, ok. Vabbè. Next season. Allora, aumentiamo un po', cos'è che serve? Dove siamo carenti? Qua. Allora, 6 ne abbiamo, 3 e 3. Ok. E saliamo un po' anche qua. 3 e 3. Benissimo, beh, abbiamo soldi da vendere. Qua voglio migliorare. Siamo già forti in realtà, però voglio stare più tranquillo. Ok. E dal prossimo riprendiamo qualche. Adesso ragazzi veramente dominiamo, però la 3 e 3. Ok. Next season. Ah, si ritirano. Che figata. Ok. E vediamo che succede. Vediamo se sono queste retrocessioni, ste robe, sono curioso. Vai. Ok, siamo i migliori qua. Vediamo. C'è Gui o no? C'è Flavio Gai, ragazzi. C'è Flavio Gai. Cioè, ragazzi, c'è Flavio Gai. Quindi ci sono le retrocessioni, quindi praticamente Thierry Langer, perfetto. Thierry Langer. E tutti stati, c'è quello, st'altro, Chiseo. Non lo vedo, però. Eh, Forse si è ritirato il coso. Sì, sì, comunque ci sono retrocessioni. Cioè, Flavio Gai passa in Europe e Langer passa in. The Noiser passa in Ibu Cup. Perfetto, l'obiettivo è veramente andare in Ibu e abbiamo tutte le possibilità di andare. Ah, ok, quindi qua rimango a 0, però probabilmente. Adesso io non so se c'è il My Trophy, ok, nella Season 1. Mi rimane così, perfetto, perfetto. Volevo questo con tutte quante le statistiche. Buono raga, se volete la serie, io penso di portarla lo stesso perché è troppo figa. Siamo tanto di rover nella Europe Cup, adesso domineremo la scena, ma va bene così. Così ci alleniamo per poi arrivare dove conta, magari già a difficile e si gode. Raga, un saluto dal commendatore veneziano. Ciao!